Renzo Cavestro, direttore Confagricoltura Padova. Parliamo di un convegno mirato però in una maniera particolare su un tema che fa discutere, e cioè la genetica. Sì, è un convegno che si svolgerà domani all'Hotel Crown Plaza di Limena ed è organizzato da Confagricoltura del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. È un convegno proposto dagli agricoltori per parlare di miglioramento genetico in agricoltura, oltre gli OGM, le nuove frontiere della genetica. Ma questi OGM però, dicevamo, fanno un po' discutere. Spieghiamo un pochino, insomma, che cosa sono e più che altro quali sono appunto le frontiere e i limiti. Gli OGM in Italia sono vietati come sono vietati in altri paesi europei, però con questo non possiamo chiudere del tutto i laboratori e la ricerca sul fronte della genetica, perché può essere molto importante per migliorare le piante, per produrre di più con meno risorse, con meno terra, con meno acqua, con meno concimi e con meno pesticidi. Abbiamo avuto una grossa moria, ad esempio, di olivi. Potrebbe essere una soluzione studiare la genetica e migliorare la pianta? Sicuramente uno dei traguardi della genetica, tra l'altro che ha portato importanti risultati anche finora, è curare le piante con delle caratteristiche genetiche che producono resistenza. Abbandonare la ricerca genetica vuol dire perdere anche importanti varietà del nostro patrimonio culturale italiano. Perché c'è chiusura in Italia e in alcuni paesi europei? Ma io penso che la chiusura molto dipenda dall'ideologia e anche dalla non conoscenza di queste moderne tecniche di miglioramento genetico. Tra l'altro l'agricoltura è basata sul miglioramento genetico, sono 10.000 anni che si fa agricoltura e sono 10.000 anni che si fa miglioramento genetico. Aperto a tutti il convegno? Sì, è un convegno professionale aperto anzitutto ad agricoltori e a tecnici, ma possono partecipare anche cittadini che intendono informarsi e approfondire la materia.